Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. È rimasto in silenzio sia al momento dell'arresto che durante tutta la prima notte di carcere passata a Sciacca Daniele Alba, il meccanico 35enne di Cianciana che ieri ha accoltellato moglie e figli. Alba è accusato di triplice tentato omicidio e nelle prossime ore verrà interrogato. La Guardia di Finanza ha scoperto un'azienda agricola con sede a Scordia nel Catanese che avrebbe percepito illecitamente finanziamenti comunitari per circa 650.000 euro sfruttando alcuni terreni nei comuni di Vittoria e Acate nel Ragusano, indagati i vertici aziendali. E sempre la Guardia di Finanza, questa volta a Palermo, ha sequestrato beni per circa 15 milioni di euro ad una società che avrebbe intercettato contributi pubblici attraverso l'emissione di fatture false. I titolari dell'azienda sono indagati per truffa aggravata e autoriciclaggio. Due fratelli, rispettivamente di 22 e 24 anni di Scemi, hanno minacciato e rapinato un 22enne per non aver pagato una dose di droga. I due avrebbero poi ucciso il cane del ragazzo come atto intimidatorio. Infine chiudiamo con lo sport, in particolare con la pallanuoto femminile, con l'equipe Orizzonte di Catania che si è laureata campione d'Italia grazie alla vittoria per 14-12 ottenuta contro il plebiscito Padova in gara 3 della finale scudetto. Ed è tutto per questa edizione, tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.